l'invito piacevole a unirsi a noi, a unirsi alla fanfara, l'invito per l'Associazione Filarmonica Madonna, diretta dal maestro Alberto Zenarolla, e dalla Banda Cittadina di Buia, diretta dal maestro Andrea Piccone. L'invito a unirsi per alcuni di loro è un rinverdire il passato all'interno della fanfara della Giulia di qualche anno fa, per altri è un ricordare come calzato il cappello alpino una volta lo si porta ancora con grande orgoglio, per altri è l'emozione di suonare con una fanfara militare, di mettere insieme la propria bravura e la propria capacità con le note di una organizzazione. E questo è molto bello, Vecchi e Boccia, paese e comunità insieme, una realtà istituzionale come la fanfara, espressione di una forza militare, insieme con la passione, la genuina passione di chi suona per amore, suona per diletto, suona per passione pura verso la musica. Età completamente diverse, ma vedrete la bravura è la stessa. Perché uniti insieme? Perché il Friuli è terra di alpini, si dice alpini o mame, è così, no? E allora, proprio per farci assaporare questa condivisione e questo connubio così materico, ci regalano gli ultimi due brani in programma questa sera. Uno è il valore alpino, quindi l'inno degli alpini, e l'altro è la canzone degli italiani. Non possiamo non concludere questo concerto con la canzone degli italiani, con quell'idea di patria, di nazione, di comunità che ci fa sperare, ci fa guardare avanti, ci fa immaginare sempre un meraviglioso futuro, quello dello stellone d'Italia. Certo. Gli rubo il microfono io, ormai mi conoscete tutti, mi hanno nominato tante volte, però un applauso anche al nostro amico Vattera. Grazie di aver gestito questa serata. Io ne vedo troppi, sono contento, mi fanno un po' paura, però facciamo i nostri due inni. Spero che è stata una bellissima serata, grazie ancora dei vostri applausi, e un altro per la fanfara e le due bande insieme sarebbe grazie ancora. Thank you.
buon lavoro del nostro capo Tomai Pitinga, che ha recuperato da buon etnomusicologo l'originale dell'inno degli alpini. Però io so che c'è Caterina ai piatti che vorrebbe fare un passo avanti. Dov'è Caterina? È piccola Caterina. È piccola, ma ci farebbe davvero tanto piacere come mascotte di questa serata. Vieni avanti Caterina, sistemati